Amici ed amiche, bentrovati e bentrovate in questa rubrica di Mattino Sud, dove vi racconterò delle curiosità della nostra cultura popolare e della nostra tradizione linguistica, ma viaggeremo anche attorno alle tradizioni religiose. Oggi vi dirò di una parola siciliana che rappresenta l'anima stessa della nostra Sicilia, un termine che probabilmente userete una immensità di volte nell'arco della giornata. La parola è camurria. Diciamolo chiaramente, camurria non è solo una parola, ma un concetto, uno stato d'animo, un modo di essere. In italiano potremmo tradurla con seccatura, noia o fastidio, ma è riduttivo, quasi banale. Una camurria è qualcosa che ti entra dentro, si attacca alla tua anima e non ti lascia respirare. Non è un semplice fastidio, è un fastidio con una certa personalità, un fastidio con radici profonde, a volte anche elegante. Per esempio, quando ti telefona tua suocera che non ti chiama mai, ma non per sapere come stai, no. Lei vuole un favore. Lei, che ha 8 figli, chiede a te un favore. Una grandissima camurria. Oppure stai in coda al supermercato, hai scelto la fila più corta, ma davanti a te c'è la signora che, con la massima calma, tira fuori i centesimi, uno a uno, per pagare 3,99 €. Non è forse questa una camurria da manuale? Luca Murriusu è colui che è nato per darti fastidio. Non lo fa apposta, è una vocazione, una missione di vita. Ma il bello della camurria è che è universale, può essere piccolo, grande, momentanea o cronica, può essere una giornata storta o l'esistenza stessa. La fila alla posta, una camurria. Il caldo d'agosto senza aria condizionata, una grandissima camurria. Le riunioni interminabili al lavoro, camurria suprema. Ma da dove deriva questa parola magica? Una delle teorie più diffuse suggerisce che camurria derivi dalla parola camorra, organizzazione criminale nota per i suoi ricatti e le estorsioni, comportamenti che possono essere definiti come un fastidio assillante. La parola camurria viene registrata nel 1876 all'interno di un dizionario siciliano-italiano ed è stata fatta derivare da gonorrea, malattia sessualmente trasmissibile, o dal toscano camorro, che significa malanno. La parola si intreccia con altre espressioni tipiche siciliane come sina camula, oppure ti mettiste a camula, dove per camula si fa riferimento a un insetto parassita simile ai tarli che richiama l'idea di qualcosa di insidioso e fastidioso. Come si può notare, camurria e camula condividono la stessa radice. Insomma, l'etimologia è abbastanza incerta e potrebbe derivare anche dal latino o dal castigliano, con il significato di scolatura o di disputa. Come potete capire, cari amici e care amiche, dietro a questa parolina magica c'è un mondo, c'è persino una leggenda. Si narra che in un'epoca lontana, su un'isoletta nel cuore del Mediterraneo, vivesse una fanciulla di straordinaria bellezza chiamata Camurria. Era incantevole, seducente, una vera femmina, amata e ammirata da tutti. Tuttavia la sua grazia era pari soltanto alla sua insistenza, era petulante e lagnosa oltre ogni misura. Passava le giornate a lamentarsi, a ciuciuliare, a fare domande fuori luogo e nei momenti meno opportuni. E quando desiderava qualcosa si attaccava alla ciricoppola delle persone fino a sfinirle, costringendole a concederle qualunque cosa pur di farla smettere. Alla fine
Il sovrano dell'isola, ormai stremato dal comportamento di Camorria, decise di liberarsene. La inviò, non proprio con gentilezza, da suo cugino, re di Sicilia, al quale serbava un rancore antico. Per rendergli il dispetto ancora più grande, gli scrisse che la giovane era colta, saggia e perfetta per educare i suoi figli ai più nobili valori. Ma il piano durò poco. Anche il re di Sicilia, dopo averne sperimentato il carattere insopportabile e aver attirato su di sé le lamentele di sudditi e cortigiani, la rispedì al mittente senza esitazione. Da quel giorno, racconta la leggenda, tutti i governanti di Sicilia furono soprannominati Camurriusi.